Pallavolo all'aria aperta, al sole, ma soprattutto con tante squadre provenienti da più regioni d'Italia. A Bibbione c'è stato anche il Park Volley Junior, una manifestazione a carattere nazionale giunta alla terza edizione. Il Park Volley Junior è nato 3 anni fa. Abbiamo come federazione deciso di provare a farlo proprio qua a Bibbione, dove già facciamo degli altri eventi. Siamo partiti con 600-700 ragazzi e devo dire che nel giro di 3 anni questo numero si sta triplicando. E questo è il parere di giovani atleti che nonostante la distanza arrivano da molte regioni, alcuni dei quali hanno già partecipato alle edizioni precedenti. È stato molto divertente, anzitutto lo ripeto, e poi abbiamo giocato in fondo in una zona riservata proprio a noi minori ai 13 anni. E abbiamo dormito in dei bungalow. Siamo in più 28. Sì, siamo 28. Abbiamo fatto un viaggio molto lungo, molto noioso dentro un autobus. 7 ore! Precisiamo 7 ore, però ci siamo divertite. Il Park Volley Junior è un momento di aggregazione senza eguali e di pallavolo giocata al di fuori della palestra. Ed oltre a questo c'è la componente educativa, con i più giovani lontani da casa, assieme a propri coetanei per più giorni. L'esperienza è stata assolutamente positiva, la maggior parte di loro è la prima volta che vive fuori casa, lontano dai genitori, sono state bravissime, hanno dimostrato una maturità superiore sicuramente all'età che hanno e quindi è un'esperienza da rifare, sicuramente torneremo. A fine giugno ci sarà, fra l'altro, il Beach and Ball, altra manifestazione giovanile nazionale. Il Beach and Ball ce l'abbiamo nel cuore, perché quest'anno, dal 28 giugno al 3 luglio, sarà la 13ª edizione. Siamo partiti, mi ricordo, 13 anni fa, io c'ero, erano 280 ragazzi. È stata una scommessa, ci abbiamo creduto e oggi è un appuntamento veramente proprio ambito da squadre che vengono da tutta Italia, da tutte le regioni, davvero ormai siamo sui 2500-3000 ragazzi tutti gli anni, dai più piccolini che fanno il mini volley fino al beach volley vero e proprio, dove tra l'altro partecipano anche talenti. Ed infine ecco il Beach Volley School, un nuovo progetto partito proprio da Roma, unico nel suo genere. È un progetto rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado e sono presenti squadre scolastiche provenienti da varie zone d'Italia, dalla Sardegna, dalla Calabria, dal centro Italia, qui dal nord. Ci crediamo tantissimo, credo che sia veramente proprio anche questa una nuova scommessa per la nostra federazione. La qualità organizzativa degli eventi di Bibbione e Lignano è cosa nota. Ciò che fa la differenza in Veneto è anche il grande numero di praticanti di pallavolo che si traduce in notorietà e cultura sportiva nel territorio. Competente non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista culturale. Qui c'è un'ottima cultura pallavolistica che significa portare avanti un progetto non solo dal punto di vista organizzativo ma anche di miglioramento. Bibbione è una località ben conosciuta per l'organizzazione di eventi sportivi. L'azienda Raduni Sportivi, in particolare, sta ultimando i preparativi per la famosissima Beach Volley Marathon, che si terrà dal 22 al 24 maggio e nuovamente a settembre a Bibbione. Beach Volley Marathon è un po' la punta di diamante di Raduni Sportivi, è da 15 anni che lo organizziamo. Questo l'anno scorso ha raggiunto uno dei suoi punti più alti, che speriamo che anche quest'anno si possano ripetere, 8.000 partecipanti, quindi 150 campi da pallavolo montati sulla spiaggia di Bibbione davanti al villaggio turistico internazionale. Ed infine non dimentichiamo anche il Night Park Volley 4x4, in programma a Lignano sabato 4 luglio. Lignano, Night Park Volley 4x4, una notturna di green volley dove i ragazzi potranno giocare tutta la notte a pallavolo, un 4x4, facendo anche festa con grigliate e altro, dedicato appunto a tutti gli sportivi che amano sia giocare a pallavolo che anche fare una notte un po' di vacanze di divertimento.